dimostrare oggi più che mai. Questo è il compito di Gemini e Partinico Audace per andare dietro al sogno più grande. Amici appassionati di calcio, dilettantisti, con saluto da Antonio Massaro. Siamo live dal Nino Lobue di San Giovanni per commentare la sfida valida per la 22esima giornata del girone A di promozione siciliana. È iniziata adesso ufficialmente la sfida tra Gemini e Partinico Audace. Finalmente la punizione si batte. Occhio a questo tiro che si schianta sulla traversa. Prova uno schiama il Partinico. Longo entra dentro l'area, la gioca al limite per Scardina che può girarsi a calciare. Deviazione Butera! E la rete del Partinico Audace in vantaggio. La squadra di Benante subito con Gabriele Butera che firma il suo terzo centro stagionale. Fili, Longo, Scrozzo, buona trama del Partinico Audace che finalmente esce con una delle sue giocate offensive. E allora palla per Scardina che cerca di piazzarla, si fa trovare pronto De Miere. Palla giocata sul secondo palo e c'è il raddoppio. Irregolare però per il guardalinee. Pulizzi, Scrozzo in verticale, cercare il movimento di Butera anticipato al difensore rivale. Poi occhio perché il rimbalzo favorisce Spinelli che scappa. È il pareggio del Gemini Calcio con Spinelli. Errore clamoroso del Partinico Audace di questa battuta. Va col destro Pulizzi. Palla vicinissima al palo, è rimasto fermo De Miere. Prova ad andare Scrozzo, prova a dare una mano anche Scardina, si mette nella battaglia tutto il Partinico Audace, poi Scrozzo libera come al suo solito. Occhio perché questo rimbalzo favorisce Longo che si butta fino a davanti a De Miere, col destro Longo, la palla si insacca, il 2-1 del Partinico Audace, torna in vantaggio la squadra di Benante in quelle del Nino Lobue, segna Daniel Longo dopo il gol all'Alcamo, diventa il capocannoniere indiscusso del Partinico Audace. Grandissimo intervento di Fili, il pallone sarebbe arrivato direttamente a Marrone. Il Partinico Audace vuole giocare con Butera e il pallone arriva a Longo che può ancora una volta andare a pungere la difesa avversaria. Longo ne ha saltati due, rientra sul suo mancino, cercato Pulizzi che arriva fino davanti a De Miere, rimbalzo e poi salvataggio sulla linea di Mazzotta, c'è fallo, colpito alla testa Mirko De Miere. Il Gemini attacca con Mazzotta che va al lancio, Fili la legge benissimo. Gallo va a puntare Pulizzi, prova ad andare sul destro, il cross a rimorchio, Cusumano la manca, occhio però al tentativo di De Marco, poi Cusumano è Viscuso, dobbiamo tenere il pericolo lontano, calcio d'angolo, pronto De Miere, colpo di testa di Scrozzo, va a Butera a pressare. Occhio a questo regalo per Panzeri che elude l'uscita di De Miere. A poco si suicida il Gemini. Indirizzare un po' di pressione. Occhio a questo pallone impreciso all'indirizzo di Mazzotta. Lotta Anselmo e la gioca per Panzeri che va col tacco da Pulizzi e allora dà un po' di respiro al Partinico, il numero 10. Ancora Pulizzi in mezzo per Butera, salvataggio miracoloso, iconico di Reina. Va Panzeri col destro, deviazione, calcio d'angolo e va bene così. Lotta Scrozzo, lotta Drago, esce il Partinico Audace, è un 3 contro 1. C'è Longo, Drago l'ha visto e l'ha servito. Longo, beffato De Miere. E poi cade Cristian Longo. Triplice fischio, cala il sipario sulla sfida tra Gemini e Partinico Audace, risultato di 1-2 in favore della compagine nero-verde.